sembra molto avere analogie con la pesca a strascico, nel senso che si butta la rete e si vede poi che cosa resta dentro. A parlare è Bruno Malattia, avvocato del gruppo Grigolin di Ponte della Priula, una delle 4 imprese trevigiane finite sotto indagine da parte della Procura di Gorizia nell'ambito della maxi inchiesta sugli appalti truccati, che coinvolge anche Air3, la società di gestione dell'aeroporto Canova, che si ritiene tuttavia parte lesa, non certo responsabile di illeciti. Aziende, una decina in Veneto tra la Marca e il Padovano, accusate di spartirsi i lavori sotto la lente a livello nazionale, 150 gare, sospette irregolarità nella realizzazione di decine di opere pubbliche. Un'indagine di questo tipo, con tanto clamore mediatico, conferenze stampa, giornali, televisioni che si interessano e nomi che rimbalzano sulla stampa, creano un'opinione pubblica che tende a giudicare colpevoli anche quelli che a distanza di tempo poi risulteranno non colpevoli. I Grigolin, sottoposti a perquisizioni in uffici e abitazioni, si sono detti sorpresi e amareggiati. Con l'avvocato pordenonese incontrato in giornata stabiliranno ora la linea da seguire. Analizzeremo le situazioni, cercheremo di vedere le carte che ha in mano la Procura, con ogni probabilità presenteremo una richiesta di esame per questo e poi valuteremo che cosa fare. Un caso seguito con attenzione anche dalla Regione. Il presidente Zaia torna a ribadire che chi si è comportato correttamente non ha nulla da temere, sottolineando come accertamenti di questo tipo siano doverosi. Benvengano queste indagini, l'ho detto anche col Mose, figuratevi se non lo dico ora, e vedo che noi siamo su alcune carte parte offesa, cioè la parte offesa lo siamo noi per alcune partite. Prendo atto che se siamo parte offesa, se è dimostrato questo vuol dire che qualcuno ci ha creato dei danni, quindi è bene che siano puniti.